Meno burocrazia, tempi più rapidi e un dialogo diretto fra comune e soprintendenza. Treviso prova ad accelerare sulle autorizzazioni paesaggistiche con un protocollo firmato alla presenza dell'assessore De Checchi, la soprintendente Marta Mazza e la dirigente della direzione urbanistica regionale Salvina Assist. L'accordo durerà 6 mesi ed è il primo in Veneto fra una città capoluogo e la soprintendenza. Obiettivo: snellire le pratiche senza abbassare la tutela del patrimonio storico e ambientale. La materia dell'urbanistica è una di quelle che necessitano di più tempi ed è una di quelle materie che molto spesso irritano o inibiscono investimenti perché la tempistica di realizzazione di un atto è troppo lunga. In quest'ottica questo accordo è importantissimo perché laddove in un procedimento di natura amministrativa era necessario ottenere un primo parere da parte della Commissione Comunale Paesaggistica e poi un secondo parere, sempre di natura paesaggistica, dalla Sovrintendenza, adesso questi due pareri avvengono nella Commissione Comunale. Questa commissione darà quindi un parere definitivo sulle opere senza ulteriori sprechi di tempo, evitando rallentamenti, richieste integrative e passaggi duplicati. Le riunioni potranno svolgersi anche in videoconferenza e riguarderanno autorizzazioni ordinarie semplificate e accertamenti di compatibilità. Si parla di centinaia di opere e di atti. I pareri di natura paesaggistica sono davvero moltissimi perché parliamo paradossalmente di qualche centinaio di provvedimento perché andiamo dall'opera ma così come andiamo dalla casetta alla lottizzazione. Quando sono in determinate zone queste opere tutte richiedono una paesaggistica e quindi abbiamo non uno o due o atti ma abbiamo centinaia di atti che possono trarre una semplificazione da questa procedura. E per chi se lo stia chiedendo, il Park della Vittoria non rientra nella casistica applicata. No, assolutamente non. Questo prescinde completamente da un'opera pubblica in senso stretto come il Parco della Vittoria. È qualcosa che non ha, è a vantaggio di tutti i cittadini per qualunque tipo di iniziativa, non un elemento specifico, anche perché riguarda la procedura, non il contenuto. Dove io dovevo prima spendere dei mesi per avere due provvedimenti, adesso riesco ad averne uno in un contesto unico. È uno dei migliori esempi di semplificazione amministrativa che potevamo applicare.